Rieccoci qua, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno cara Elena. Buongiorno, da dove chiama? Lo sai chi chiama? È Giorgio da Pordenone, quello delle Cubane. Perfetto Giorgio, caro. Dica Pordenone, tutto. cara. Pordenone, benissimo. Ci dica tutto, faccia pure la sua domanda. Non mi conosci che ho portato le Cubane? Sì, sì, ma lei adesso è in trasmissione con i nostri ospiti. Faccia la domanda. Io vorrei fare qualche domanda ai vostri ospiti, no? Perché noi abbiamo in Italia troppa prepotenza, perché i politici, no? Hanno mangiato tutta la carne ormai, sono rimasti tutte le ossa, ormai l'Italia è fallita, l'Italia non c'è più niente, perché c'è il cittadino che non ne ha più da pagare. Io per esempio devo vivere con 518 euro al mese, devo pagarmi medicinali, devo pagarmi tutto e loro prendono 22-23 mila euro al mese i politici. Non quelli in studio, sa, sono sindaci questi qua in studio. No, quelli in studio, non parlo quelli in studio, ma ne prendo con loro 7-8 mila euro al mese. No, sono sindaci, sono sindaci. No. Sì, io il sindaco del mio paese ma prende 8 mila euro al mese. Pordenone non lo so. Non so, vero? Noi no. Allora, perché non si tagliano i stipendi e loro lavorano anche i politici a 5 mila euro e vanno a lavorare col bus? Come facciamo noi? Noi non abbiamo la macchina azzurra, la macchina verde per andare a lavorare. Dobbiamo pagarci la benzina, dobbiamo pagarci il bollo, assicurazione e tutto. Sì, Però sì, abbiamo solo spese e basta, perché la benzina se la paga minimo 60 centesimi in più degli altri paesi. No, ma lo sappiamo queste cose qua. Però, effettivamente. Allora, il cittadino come può andare avanti? Il cittadino a un certo momento esplode e farà una rivoluzione. Perché il cittadino non può più vivere, non ne ha più da mangiare. Affronteranno quei rischi. I comunitari gli danno 300-400 euro al mese e il cittadino che ha pagato le tasse non ha nessun diritto. No, Questa è la realtà, cara Elena. Chiarissimo. La realtà in Italia non c'è giustizia. Il popolo italiano è ancora coglione che sta fermo. Che sta fermo. E intanto finché sta fermo, sì, grazie, la ringraziamo del suo intervento, grazie al nostro telespettatore. Sacrosante parole, intanto finché stanno fermi e tutti subiscono, si continua con la solita minestra, meno male. Però il cittadino è stanco, come diceva, in difficoltà enormi, voi lo sapete perché siete un po' le figure più vicine. Dopo noi non conosciamo lo stipendio del sindaco di Pordenone, voi non credo proprio siate a quei livelli lì, ma avete un riconoscimento che viene dato, no, per il lavoro svolto. Chiedo a lei perché devo completare il discorso rispondendo anche al nostro telespettatore. Posso la mia busta paga, chiamiamola così, perché è anche un segno di trasparenza, cioè a parte il pubblicato. Io sono un lavoratore dipendente, quindi ho l'indennità dimezzata e io prendo nette, tolte le tasse, 420 euro al mese. Per fare sindaco. Per un servizio omnicomprensivo con tutte le responsabilità civili e penali che esistono quando si svolge questo mandato. Io non penso che ci sia nessun lavoro pagato a 420 euro al mese nette per avere queste responsabilità, perché ti stravolge la vita anche. Questo è quello che capita a fare il sindaco. Però io do ragione al cittadino perché la rabbia sta montando. E questo, quando dicevamo prima come battuta che non ci sono più differenziazioni ideologiche forti, mi viene in mente una battuta che ci siamo scambiati a luglio quando abbiamo approvato il bilancio di previsione tra il sottoscritto e il capogruppo di minoranza, mio storico avversario, insomma, perché da 10 anni poi ogni tanto ci arrabbiamo, ogni tanto andiamo a bere assieme, vuol dire. E ha detto, ma insomma, quello vuoi che diciamo su questi bilanci? Tanto i bilanci non li fai più tu, ma li fa lo Stato. Ed è vero. I bilanci comunali sono fatti dallo Stato. Le differenziazioni politiche ideologiche, oppure quello che di personale ogni sindaco fino a qualche anno fa poteva mettersi, oggi non può più farlo. Perché le costruzioni, chiamalo patto di stabilità, che dal 1° gennaio coinvolge anche i piccoli comuni, cambia tutto il discorso delle normative e delle leggi che sono cambiate più volte nel corso di questi ultimi anni, fanno sì che noi stiamo rincorrendo gli equilibri di bilancio oppure il rispetto di norme emanate ogni giorno che hanno poi molte volte poco a che fare con lo sviluppo del territorio, ma più con una situazione generale dello Stato
che io spero che non sia come ha detto questo cittadino, però temo che sia molto vicino a quello che è stato detto. Forse perché non i se ne rendono risparmi sono conto. stati fatti in periferia, a livello centrale non è stato fatto nulla. Noi abbiamo discusso, soprattutto nella nostra regione, i temi del federalismo, di federalismo non c'è più nulla. No, ma è È verissimo. tornato un centralismo che non è amministrativo politico, è contabile, che peggio ancora non ha nessuna E progettualità. anche lo si vuole centrare ancora di più. Che cosa ne dice lei al riguardo? È arrivato anche un altro messaggio che diceva: non fanno notizia i tanti dipendenti delle aziende private che vengono lasciati a casa licenziati e che vivono in situazioni di tragedia. Quando tocchi un dipendente pubblico, ai noi, e inneggiava licenziateli tutti. Sì, un po' di rabbia, vabbè. Sì, beh, la rabbia ovviamente in questo periodo. Ecco, non ero d'accordo con il telespettatore di prima che dava dell'Italia fallita. Nel senso che nei momenti di difficoltà che tutti si devono un attimo rimboccare le maniche. Forse e tutti fare. il problema tutti. È tutti, è soprattutto questo su che questo tutti. che cambia. Io in ordine alla semplificazione amministrativa che prima parlava il telespettatore, di leggi sono state fatte tante. Uno dei problemi che io riscontro quotidianamente è il fatto che talmente tante leggi in talmente tanto tempo ristretto creano confusione, creano anche rabbia nei telespettatori, lo capisco io, perché effettivamente non c'è una certezza di dove stiamo andando. Quello che secondo me manca e che i sindaci lo stanno palpando con i cittadini che ti bussano alla porta alla ricerca del lavoro, è proprio questo: dove stiamo andando? Il fatto delle aziende private che chiudono, penso che i sindaci lo sanno benissimo, e tanti sindaci che hanno il cuore sul loro territorio non dormono di notte, però sono impotenti in ordine a uno sviluppo locale, perché effettivamente ti trovi con la coperta più corta di 3, 4, 5 anni fa, e ogni anno è sempre più corta, per questa idea di un beneficio all'Italia che si salverà. E quindi questa idea di fare sacrifici non è vista equa in tutta la nazione Italia. Il fatto di creare adesso una grossa area metropolitana potrebbe essere utile questo ad abbattere, a creare quel che è unione tra gli enti. Quante società partecipate ci sono in Italia? 5.500. E quelli là sono realtà che sfuggono a quel che è la spesa pubblica alla fine. Sono realtà che al più delle volte all'interno degli enti creano clientele, creano Ma bisogna quelle che qualcuno condizioni. bene o male si muova per scardinare questo, perché ecco altrimenti viene soltanto subito dai cittadini e poi si reagisce con rabbia. Finché la rabbia arriva a un livello tollerabile, per carità. Se poi dovesse superare per X motivi, io dico sempre sarà la TAV della situazione che potrà essere la scintilla che fa scoccare, non si sa, però bisogna sempre mantenere una soglia. Passo a lei un attimo la parola. L'altro spauracchio è la service tax. Abbiamo accennato il discorso dell'IMU, di cui si parla tanto e che a un certo punto i comuni metteranno mano, già con la Tares stanno facendo in questo senso, ed è per certi cittadini di alcuni comuni più grandi devastante. Sì, questo è un altro di quei segni di impossibilità di progettazione. Lo Stato centrale, il legislatore ci dice dall'anno prossimo, dal 2014, ci sarà questa nuova tassa, ci sarà la service tax che prenderà l'IMU, prenderà la parte dei servizi indivisibili all'interno della bolletta dei rifiuti, però alla fine butta là un qualcosa su cui noi non possiamo e non sappiamo cosa succederà, e quindi non possiamo nemmeno progettare se questa nuova tassa sarà basata sui metri quadri, sulle abitazioni, sul valore catastale, e non possiamo farci nemmeno i nostri conteggi, ammesso che abbiamo le risorse per farli, perché ricordo che per esempio il mio comune con 8.000 abitanti ha 19 dipendenti. 19 dipendenti con 8.000 abitanti, quando uno si ammala a raffreddore chiude l'ufficio. Assolutamente. Quindi anche allacciandomi alla questione di dipendenti pubblici, sì, ce ne sono tanti, però magari sono tutti in alcune parti. Ecco, voi con la Tares, comunque con l'IRPEF comunale, provvederete all'aumento? No, Ce la fate? Io farò il possibile per almeno per quest'anno, per mantenere. Adesso sarà da vedere questi trasferimenti in base alla mancanza del gettito IMU, dove andrò a... Perché pescare sempre tra i cittadini non va neanche bene. Lei provvederete all'aumento?
certo che no, perché voglio dire, noi siamo accusati di essere uno dei comuni che ha già la tassazione molto elevata ed è vero per storia, nel senso, già da quando c'era l'ICI, rispetto... Anche perché se i cittadini perdono il posto di lavoro, con cosa pagano queste cose qua? Ma guarda, Cioè, non le pagano ci sono dei paradossi, voglio dire, fino a un certo periodo il nostro comune, le abitazioni date in comodato, ad esempio ai familiari, venivano equiparate alla prima casa. Poi c'è sempre chi eccede, no? E la usa come una strategia, come dire, certo, per risparmiare, per non pagare il giusto. È stata tolta questa agevolazione. Esatto, Oggi succede che ci sono tantissimi casi appunto di genitori che danno ai figli che poi pagano non fanno... come seconda casa. Pagano come seconda casa, ma in realtà è prima casa. Certo. E ho il paradosso di persone che non sono in grado di pagare e hanno chiesto un contributo, perché è questo, ed era questa l'estrema ingiustizia. Ma queste istanze bisogna portarle a livello del ministro, infatti, assolutamente, guardi, in modo forte. Io mi sono messa di questo, ho anche la stampa che mi sta sotto, la stampa locale, ma anche tanti cittadini dicono, le devi dire queste cose. Beh, io mi sono impegnata in tutti gli incontri dove ho avuto modo di incontrare sottosegretari o comunque esponenti che avevano responsabilità nazionali, queste questioni le abbiamo poste. Ad esempio, da ultima, sulla service tax, io ho partecipato a un dibattito pubblico esattamente il giorno dopo che è uscito questo decreto, ho detto, ma io sono molto preoccupata, ed ero un esponente della mia stessa forza politica, dico, temo che eccediate nell'ottimismo su questa cosa, perché per riuscire a mantenere gli equilibri di bilancio e i servizi soprattutto, perché le tasse servono a pagare i servizi, noi non possiamo aumentare il livello di tassazione e per così come è formulata il rischio è che si debba alzare al massimo e non è possibile farlo, per cui rischiamo di non avere le risorse. Una battuta velocissima anche a lei in chiusura su questa service tax, velocissimo perché siamo fuori tempo. Può darsi che sia l'ennesima manovra centralista, lo dico chiaramente. Un amministratore deve essere un amministratore votato per il livello di tassazione che impone sul suo territorio, ma gestendo le risorse territoriali. Aumentare i livelli di tassazione locale perché si deve trasferire una quota parte significativa allo Stato, vuol dire che quell'amministratore è un esattore, esatto, che è una cosa diversa fra l'amministratore pubblico. Voi? A mio avviso la service tax è alla fine un cambiamento di nome rispetto alla tassazione che già abbiamo, quindi è un creare ancora più confusione rispetto a quello che già oggi abbiamo. Io ritengo, e faccio l'esempio di quelli che ci hanno telefonato anche prima, spiegare alla gente che sono stati 8 cambiamenti sulla Tares, che l'IMU dal prossimo anno non ci sarà più, si pagherà con un altro nome. Cioè tutto questo crea confusione e mancanza di prospettiva alla gente. Perfetto, la devo interrompere, c'è la pubblicità che incombe, pubblicità, poi torniamo insieme per i saluti.